C'era una volta un giovane generale romano di nome Efisio, cresciuto tra i valori della lealtà, del coraggio e della gloria militare. Figlio di una famiglia benestante nella città di Elia, in Asia Minore, Efisio era destinato a grandi imprese. La sua educazione raffinata e il suo spirito indomito lo portarono presto a distinguersi tra i migliori dell'esercito romano. Il suo nome giunse fino alle orecchie dell'imperatore Diocleziano, che lo accolse con entusiasmo nella sua cerchia di fedelissimi. A Roma, Efisio scalò rapidamente i ranghi, guadagnandosi stima e onori. Era giovane, valoroso e il mondo sembrava ai suoi piedi. Ma il destino di Efisio era scritto su pagine diverse, più alte e luminose di quelle dei fasti imperiali. Un giorno, mentre si dirigeva verso Brindisi per affrontare una ribellione, una luce accecante lo avvolse improvvisamente. Il suo cavallo si fermò di colpo, sgroppando impaurito, ed Efisio cadde a terra. Una voce possente e misteriosa risuonò intorno a lui. «Dove vai, Efisio?» Smarrito e incredulo, il giovane estrasse la spada come a difendersi. «Chi sei?» domandò con tono duro. La voce rispose: «Sono Cristo, figlio di Dio. In virtù di questa croce sconfiggerai i tuoi nemici». Quando la luce svanì, Efisio si guardò la mano. Sul palmo era apparsa una piccola croce, un segno indelebile che avrebbe cambiato la sua vita per sempre. Sconvolto, tornò dai suoi uomini, ma non rivelò nulla di quanto accaduto. L'indomani, sul campo di battaglia, guidò il suo esercito a una vittoria schiacciante. 12.000 nemici giacevano sconfitti, ma nel cuore di Efisio qualcosa era cambiato. Non trovava più gioia nelle vittorie terrene. Il suo spirito era inquieto, attratto da una verità più profonda. Diocleziano, soddisfatto dei successi del suo generale, gli affidò una nuova missione: sedare una ribellione in Sardegna, terra selvaggia e indomita. Efisio sbarcò a Oristano con il suo esercito, ma qui si trovò a fronteggiare un nemico ostinato e sfuggente. La lotta si fece lunga e faticosa, ma il giovane generale, ispirato dal ricordo di quella voce misteriosa, iniziò a mettere tutta la sua fiducia nel segno della croce. Durante una delle battaglie più dure inalberò una croce come vessillo e contro ogni previsione riuscì a riportare la pace. Ma non fu solo il suo esercito a vincere, fu Efisio stesso a essere conquistato dalla fede cristiana. Il ricordo della voce di Cristo e il segno sulla sua mano lo portarono a convertirsi, a rinunciare agli onori terreni e a dedicarsi a un'altra battaglia, quella per l'amore e la giustizia divina. Con ardore da neofita, Efisio cominciò a predicare il Vangelo non solo ai suoi uomini, ma anche alle popolazioni sarde che aveva sottomesso. Ovunque andasse, portava pace e speranza, convertendo molti alla nuova fede. La sua conversione, però, non passò inosservata. A Roma, le voci sul generale cristiano giunsero alle orecchie dell'imperatore. Diocleziano, che aveva visto in Efisio il suo possibile successore, non poteva tollerare che uno dei suoi migliori uomini si fosse unito a quella setta che minava il potere imperiale. Ordì quindi il suo arresto. Efisio fu catturato, torturato e imprigionato, ma nessuna sofferenza riuscì a piegare la sua fede. Non si lasciò intimidire dalle minacce, né fu sedotto dalle promesse di ricchezze e onori se avesse rinnegato Cristo. Rispose con fermezza:
Il vero onore e la vera ricchezza stanno nel servire Cristo. E concluse, consegnando la sua spada: ha fatto il suo compito, ora è tempo di servire un altro re. Il martirio di Efisio iniziò a Nora, vicino a Cagliari. Le torture furono spietate, fu cosparso di pece e bruciato su una graticola, ma rimase illeso. Venne flagellato e chiuso in una fornace, ma ne uscì indenne, con le vesti intatte. La folla, assistendo a questi prodigi, cominciò a credere che il Dio di Efisio fosse davvero potente. I cristiani trovavano forza nel suo esempio, mentre i persecutori erano sempre più frustrati. Infine, il governatore della Sardegna, Flaviano, ordinò la sua decapitazione. Efisio affrontò la morte con serenità, sapendo che il suo sacrificio avrebbe portato frutto. La scure cadde e il suo sangue bagnò la terra, ma la sua memoria divenne immortale. Il popolo sardo iniziò subito a venerarlo come martire e protettore. La sua figura, carica di fede e coraggio, divenne un simbolo di speranza per chiunque affrontasse difficoltà. A Nora, sul luogo del suo martirio, fu eretta una chiesa e a Cagliari fu costruito un santuario in suo onore. Ancora oggi la Sardegna celebra Sant'Efisio con una solenne processione, il Calendimaggio, durante la quale migliaia di fedeli portano la sua statua in pellegrinaggio per 4 giorni. Sant'Efisio, il generale romano che rinunciò alla gloria terrena per abbracciare la croce, rimane un esempio vivo di come la fede possa trasformare il cuore e vincere ogni avversità. Il suo martirio continua a ispirare i credenti, ricordando che la vera vittoria non è nei successi del mondo, ma nella fedeltà a Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.